Il conflitto in Israele sulla striscia di Gaza ha fatto alzare l'attenzione sui siti sensibili presenti anche nella Marca. Sorvegliati speciali cimiteri ebraici di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto. In tutte le prefetture si stanno riunendo i comitati sicurezza ed ordine pubblico per fare il punto della situazione. Un clima teso in Medio Oriente che rischia di ripercuotersi anche in paesi come il nostro. Ed intanto continuano i controlli per monitorare le zone considerate maggiormente a rischio, microcriminalità in città. Continuano gli accertamenti nei quadranti considerati a rischio come Piazza Borsa, dove grazie all'ausilio della stazione dei carabinieri è stato fermato un cittadino ghanese in evidente stato di ubriachezza che molestava i passanti. L'uomo è stato identificato e sanzionato. Ora i militari stanno accertando se l'uomo fosse responsabile di altri atti simili. Se così fosse, non è escluso possa essere raggiunto da Daspo. Ed ancora controlli anche via aerea su Treviso e sulle fiere di San Luca. L'elicottero dei carabinieri ha sorvolato la città e la zona dove in questi giorni l'affluenza delle famiglie è davvero massiccia. Grazie ai presidi delle forze dell'ordine, fino ad ora non si sono registrati grossi problemi, risse e litigi sedati prima che possano degenerare.